studenti. Non vi piace studiare? Sì. No. Dove è andato il ragazzino vestito in modo strano? In modo strano? Intendi dire vestito come lei? Ma tu sei quello che fa la guardia alla cantina? No, non sono la sentinella del magro consolatore degli umani affanni. Che cosa? Non sono il cantiniere. Non sono il custode del vino. Uno splendido nettare se bevuto con moderazione, ma un orribile veleno se bevuto con disordine. Chi sei allora? Perché quel vestito strano? Che cosa ci fai qui? Dove ci troviamo? Se non lo hai capito, io sono il passato ed il presente. Io sono lo spirito del tempo, posto a guardia dei venti che sono stati qui incarcerati. Abito qua, in questo antro di fiati che alitano dal cuore della montagna. È qua che tengo il mio regno. Borea, Scirocco, Garbin Tramontana. La rosa dei venti da qui si dipana. Dentro ai condotti, nel cuore della terra, conserva memorie di pace e di guerra. Dura tanto questa storia? Siete studenti? Sì. E allora il vostro destino è studiare. Anche il ragazzo che avete rincorso amava poco lo studio. Non poteva sopportare i libri, non studiava, faceva il somaro. Insomma, il somaro, non capite il somaro? Come dite voi adesso? Cosetti, maretti? Ah sì, bulletti. Ecco, faceva il bulletto. Senti, basta per prediche. Se predicar non mi è dato, lasciate almeno che goda della vostra presenza per mostrarvi cose che non a tutti è dato di vedere. Se vorrete vi porterò nel tempo a rintracciare alcune delle storie che i miei amici menti sussurrano senza fine e quello che vedrete speriamo che vi aiuti a essere ciò che siete e a diventare ciò che il nome di questi luoghi ispira.